Il comune di Mandas ha deciso di concludere i festeggiamenti in onore del suo cittadino più illustre nell'anno del centenario dalla sua scomparsa, dedicandogli le oltre 200 pagine del volume Renato Racis, il bomber fermato dal destino, scritto a quattro mani dal sindaco Umberto Opus con la collaborazione del giornalista storico per eccellenza Mario Fadda. E stamane all'appuntamento in programma nella sede del centro universitario sportivo non poteva che essere il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti e ospite d'onore della presentazione di un libro che racconta le gesta di uno straordinario talento che negli anni 40, prima di indossare le maglie prestigiose di Juventus e Milan, ha sfiorato lo scudetto in Toscana guidando l'attacco del Livorno, città natale del bomber del Cagliari, che sabato esordirà a Como in un campionato cadetto che dovrebbe vedere l'11 di Liverani tra i candidati più autorevoli alla promozione. Sono qui con tante similitudini a lui, quindi Cagliari che viene a giocare a Livorno e io livornese che vengo a giocare a Cagliari, e soprattutto un giocatore che aveva la valigia in mano, si è dovuto far scoprire a son di partite, a son di gol in giro per l'Italia, e giusto. Purtroppo ho avuto una carriera più breve della mia, però insomma i grandi campioni si ricordano sempre per quello che fanno in campo.